TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Dalle 8 di oggi, lunedì 3 febbraio, i vigili del fuoco in azione lungo la strada Romea 309 al chilometro 105 più 400 nel comune di Campagna Lupia per un incidente stradale tra un furgone, un mezzo pesante e un'auto. Feriti i 3 conducenti. I vigili del fuoco arrivati da Mira, Piove di Sacco e Mestre, anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale ed estratto dal furgone l'autista rimasto incastrato nella cabina. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed è lì trasportato in ospedale in codice rosso. Ferito anche l'autista del mezzo pesante e il conducente dell'auto, pure loro trasferiti in ospedale dopo le prime cure. Sul posto la polizia stradale, quella locale e i carabinieri. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico. Ancora cronaca. Nel mese di gennaio il questore di Venezia ha emesso 17 fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, gravati da numerosi precedenti per reati predatori. A seguito di controlli di polizia, inoltre, altrettanti soggetti già allontanati sono stati rintracciati nuovamente nella città lagunare e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per la violazione del foglio di via obbligatorio. La Polizia di Stato, in un'ottica di prevenzione, raccomanda a tutti i visitatori e frequentatori di Venezia di prestare particolare attenzione in tutti i luoghi particolarmente affollati come gli imbarcaderi, i principali terminal di arrivo e partenza dei mezzi del trasporto pubblico e i luoghi a maggiore afflusso turistico, dove soggetti dediti alla commissione di borseggi potrebbero approfittare di tali situazioni di confusione per compiere atti illeciti. Altrettanto importante è evitare di portare denaro o cose di valore in borse, zaini, borselli o marsupi, specialmente se questi sono portati sulle spalle, privilegiando invece tasche interne e chiuse. Trasferta romana giovedì scorso per il sindaco di Chioggia Mauro Armelao che col consigliere delegato Marco Veronesi ha incontrato al Viminale i vertici nazionali del Corpo dei Vigili del Fuoco per ribadire che Chioggia attende la nuova sede cittadina dei Vigili del Fuoco. Mauro Armelao ha dichiarato: abbiamo voluto sollecitare l'iter per la realizzazione del progetto dello stabile che ospiterà il distaccamento di Chioggia, oltre che fare presente che i costi per la costruzione dell'immobile a causa dei noti rincari dei materiali in edilizia sono lievitati. Da un nostro calcolo la maggiorazione si aggira sugli 800.000 euro. Al Ministero dell'Interno il sottosegretario Nicola Molteni, che ringrazio per l'interessamento, si è reso disponibile a verificare la possibilità di accogliere le nostre istanze. Una missione molto positiva. Come amministrazione vogliamo mantenere alta l'attenzione sulla nuova sede dei Vigili del Fuoco, anche perché una volta pronta avremo bisogno di un'autoscala nuova, dato che per ora dobbiamo chiederla alla caserma di Mestre. E invece le esigenze del nostro territorio rendono indispensabile avere questo importante supporto fisso qui. Cambiamo argomento. Nasce Noale Verde Comune, un nuovo percorso partecipativo dedicato al tema del verde urbano e rivolto a cittadini, associazioni e realtà attive sul territorio. Con grande soddisfazione abbiamo dato vita a questa iniziativa, parla Francesco Caravello, assessore all'ambiente, con l'obiettivo di prenderci cura e valorizzare il patrimonio verde della nostra città. La novità sta ovviamente anche nel metodo, che vedrà come cardine del progetto la partecipazione e il coinvolgimento della collettività. La prima fase di questo progetto prevede un'attività di ascolto mirata a coinvolgere associazioni, comitati, gruppi formali e informali impegnati su questi temi al fine di raccogliere punti di vista, aspettative e suggerimenti utili a costruire un lavoro condiviso nei prossimi mesi per valorizzare il verde urbano e costruire proposte che rispondano alle esigenze della comunità. Il progetto, coordinato dall'architetto Lucio Rubini, si svilupperà poi con 3 appuntamenti tra primavera ed estate. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.